Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Strage di Casteldaccia, il dolore e la rabbia ai funerali degli operai, l'arcivescovo di Monreale Isacchi. Se ancora oggi si muore di lavoro con una frequenza impressionante significa che qualcosa non va. Il ministro della Giustizia Nordio oggi al congresso dell'Associazione Magistrati a Palermo. Le leggi antimafia italiane sono un modello per il mondo. Catania, il parco giochi dimenticato di Trappeto, consegnato 6 mesi fa, è già impraticabile perché è coperto dai barce. A Catania l'omaggio di Antonio Presti alle mamme di Librino con il progetto Magma. Oltre 20.000 partecipanti a Catania si troveranno fianco a fianco per la corsa camminata il via domani da Piazza Università. Calcio, il Palermo ritorna al successo e venerdì esordirà nei play-off di B in casa con la Sampdoria. Il Catania domani conoscerà il nome dell'avversaria negli spareggi promozione di C. Intanto Chiarella prolunga il contratto fino al 2027. Bentrovati, in primo piano ancora la strage di Casteldaccia, folla, rabbia e lacrime a Partenico per l'ultimo saluto a Ignazio Giordano, una delle 5 vittime. Forti le parole nell'omelia dell'arcivescovo di Monreale che ha celebrato appunto i funerali. Se ancora oggi si muore di lavoro con una frequenza impressionante, significa che qualcosa non va. Marco Gullà. Non si può ancora morire sul lavoro, un'omelia intensa, forte, dura, un'omelia che condanna le morti bianche, così come le ha definite Monsignor Gualtiero Isacchi, l'arcivescovo di Monreale, che questa mattina ha celebrato la Santa Messa per i funerali di Ignazio Giordano, uno dei 5 operai rimasti uccisi a Casteldaccia mentre lavoravano allo spurgo della rete fognaria. Le lacrime che si intrecciano con il dolore. La chiesa madre di Partenico, paese dove viveva Giordano con la famiglia, è stracolma di parenti, amici, conoscenti e di tutti coloro che, anche se non conoscevano Ignazio, hanno voluto pregare insieme per l'ultimo saluto. Credo che il sentimento condiviso da tutti sia di grande tristezza e sgomento, perché è veramente difficile vivere l'esperienza del lutto, della morte di una persona cara, di una persona conosciuta, ma è ancora più difficile vivere la morte che avviene in questo modo. Oggi anche i funerali di Giuseppe Miraia e poi Epifanio Alsazia, il socio della ditta subappaltatrice Quadrifoglio. Lunedì invece l'ultimo saluto al palermitano Giuseppe La Barbera, la vittima più giovane, e poi Roberto Ranieri. Riforma della magistratura, concorsi e legge antimafia al centro della seconda giornata del congresso dell'Associazione Magistrati con il ministro della Giustizia Nordio, e non sono mancate le polemiche. Malio Viola. Indipendenza della magistratura, valore imprescindibile. Leggi antimafia italiane, modello nel mondo, concorsi rapidi per nuovi giudici di cui c'è grande bisogno viste le oggettive carenze in organico. Sono stati i temi principali dell'intervento del ministro della giustizia Carlo Nordio a Palermo al congresso dell'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati. Un evento aperto ieri dalla relazione del presidente Giuseppe Santalucia, che ha indicato nella separazione delle carriere un rischio per l'indipendenza della magistratura, e da diversi saluti istituzionali e da una gaffe del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che nel suo discorso ha dimenticato di citare il presidente della regione Renato Schifani in prima fila. Il comune ha poi fatto sapere di aver dovuto tagliare il discorso per questione di tempo, ma questa mattina in maniera piccata Schifani ha risposto che per salutare una persona occorrono 2 secondi, si tratta solo di stili istituzionali personali. Polemiche locali a parte, l'intervento del ministro è stato uno dei momenti più attesi. La cosa più bella degli incontri che si sono svolti al G7 nei giorni scorsi è l'omaggio che i partecipanti hanno tributato alla magistratura italiana per il loro lavoro nella lotta contro la mafia, ha detto Nordio. Per il ministro Guardasigilli l'indipendenza della magistratura giudicante è requirente e un principio non negoziabile. Una contiguità col potere esecutivo è inimmaginabile. Resta però il problema della separazione delle carriere. I vuoti della magistratura poi saranno colmati con concorsi e assunzioni entro il 2026. Infine, in qualsiasi riforma, ha rassicurato, la prevalenza dei giudici togati nel CSM sarà comunque assicurata. La segretaria del PD Elly Schlein, intervenuta poco fa al congresso, si è detta fermamente contraria alla separazione delle carriere delle toghe, parlando di atteggiamento aggressivo del governo verso la magistratura.
E oggi vi mostriamo un parco giochi realizzato 6 mesi fa a Trappeto Nord a Catania, è già abbandonato e in totale incuria. Sentiamo Tonino De Mana. È stato consegnato ma non inaugurato, forse con l'idea di completarlo, magari asfaltando l'area circostante. Ed invece, in piazza Abate Silvestri, siamo a Trappeto Nord, a distanza di 6 mesi il parco giochi che vedete, realizzato dal Comune di Catania con finanziamenti europei, si trova in queste condizioni con le erbacce che invadono ogni cosa. Gli alberi, recentemente piantumati, sono già essiccati ed enormi massi sono in bella mostra a ridosso dell'area ludica. Il senso di abbandono è sotto gli occhi di tutti, anche per chi per poco tempo auspicava un destino diverso per il quartiere. Ho 61 anni, ho figli e nipoti, non avevamo mai avuto un parco giochi, ne hanno fatto uno e guardate come l'hanno fatto. Io sono del parere che se una cosa si deve fare o si fa bene o non si fa, tutte le pietre a terra. Non si ci può nemmeno andare da sopra, i bambini è pericoloso per i bambini. Quando non lo facevano oppure lo recintavano e lo tenevano chiuso fino a quando non erano pronti. Io capisco, forse gli hanno mandato più i fondi, non hanno più avuto più fondi, però neanche così, a lasciarlo così. Sono tante le segnalazioni al numero di WhatsApp 342 74 55 005. Senza andare troppo lontano, ci spostiamo in via Dognocchi, dove 2 alberi secolari rappresentano un serio pericolo per i residenti. Ancora ci sono i resti dell'ultima tromba d'aria che è successa circa 2 anni e qualcosa fa. Da specificare anche che le radici di quest'albero alle mie spalle vanno dentro la casa dei primi piani. Radici a ridosso delle case, fronde all'altezza dell'ultimo piano. Da queste parti non si può certo dire che manchi il verde. Restiamo a Catania, andiamo però a Librino con l'omaggio alle mamme del quartiere da parte del mecenate Antonio Presti, che prosegue il suo impegno per diffondere bellezza, arte e cultura. Il nuovo progetto, che ha visto l'inaugurazione di 2 statue, si chiama Magma. Emanuela Corsi. Il volto di una sognatrice con gli occhi chiusi e il bacio tra un uomo e una donna. Librino si accende con le sculture di luce e ombre dell'artista Fabrizio Corneli, installate su 2 palazzi di Viale Bummacaro e Viale Castagnola. È l'iniziativa che fa parte del progetto Magma del mecenate Antonio Presti, presidente della Fondazione Fiumara d'Arte, che in occasione della Festa della Mamma ha voluto omaggiare quelle di Librino. La nascita di queste 2 opere stasera, La Sognatrice e La Mare, sono sicuramente per quelle mamme quel valore di essere ancora oggi testimonianza di un valore di differenza e di sacralità. Le opere d'arte dal titolo Sognatrice e Amare sono 2 sculture dell'artista fiorentino Fabrizio Corneli, che sin dagli esordi ha utilizzato la luce e l'ombra. Le 2 immagini sono ai 2 lati della strada, prendono vita però soltanto la notte. In qualche modo durante il giorno sono misteriose, rimangono aleatorie e la notte invece con queste ombre diventano 2 vere e proprie immagini. Un bacio al Librino e l'invito che il maestro Presti e l'artista Corneli rivolgono a tutti gli innamorati affinché possano scambiarsi un bacio ai piedi dell'opera Mare e pubblicare poi una foto sui social. Librino in questo momento siamo contenti perché è diventato un museo a cielo aperto e quindi si parlerà di Librino in modo diverso. Che dire, la speranza dei ragazzi che avranno un futuro migliore di quelli che sono stati a Librino e sono stati meno fortunati. Dopo aver coinvolto le scuole e le associazioni per la realizzazione della Porta delle Farfalle, adesso Presti ha scelto di avvicinarsi ai condomini, microcosmo complesso fatto di cooperative, persone e storie che svelano un'altra periferia, una Librino diversa. Presso un bar-ristorante nella frazione Piano Tavola del comune di Camporotondo Etneo sarebbe stato un colpo facile, ed invece sono stati sorpresi dai carabinieri che hanno arrestato in flagranza per furto aggravato uno di loro, un catanese di 22 anni. 2 si sono introdotti all'interno dell'esercizio commerciale per rubare champagne e supercolici, ignari però che il sistema di videosorveglianza li stesse riprendendo e trasmettendo in diretta le loro immagini ai vigilantes. Parliamo adesso della Corri Catania. Sale l'attesa per la corsa camminata con partenza domani alle 10 da Piazza Università. Viviamo insieme la vigilia nel servizio di Tonino De Mana. Il countdown è iniziato, ma la corsa alla maglietta e quindi alla partecipazione alla Corri Catania non si è ancora concluso e terminerà poco prima dello start previsto alle 10, quando oltre 20.000 partecipanti si troveranno fianco a fianco per la corsa camminata, giunta ormai alla 16ª edizione.
Si respira l'aria del grande evento? Assolutamente sì, Corri Catania regala sempre questa meravigliosa festa, una festa di sport, una festa di solidarietà, sono già migliaia le persone che hanno deciso di correre con noi. Piazza Università è il cuore pulsante della manifestazione, con decine di eventi sportivi, culturali, gastronomici e non solo. Si corre anche ad acquistare il kit. Obiettivamente sono iniziative molto belle a favore della collettività e della gente che soffre. Siete carichi? Carichissimi, vediamo come andrà. Non sta nella pelle la testimonial della Corri Catania, Maria Cocuzza. Negli anni Corri Catania ha fatto delle cose bellissime, ha realizzato dei progetti veramente importanti di solidarietà, di rispetto verso il prossimo, quindi è veramente una super manifestazione. Una gara di solidarietà dal nobile fine con il progetto Officina del Cuore per realizzare un'area cardiologica attrezzata all'interno dell'ambulatorio medico solidale della Croce Rossa Italiana di Catania. E domani sarà anche un banco di prova per la viabilità lungo il circuito cittadino, divieti di transito dalle 8 alle 14. Per gli spostamenti è consigliabile utilizzare mezzi pubblici e metro. Celebrato oggi il centenario dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, il giorno dopo l'arrivo della conferma dell'autorizzazione che porterà alla ristrutturazione del terminal Morandi. Dopo gli interventi istituzionali, in cui si è parlato anche del notevole aumento di passeggeri per lo scalo, alla presenza delle autorità e dei vertici ENAC e SAC, è stata svelata una targa. In occasione dei 100 anni dell'aeroporto di Catania, SAC ha pure presentato un francobollo celebrativo e il nuovo libro In volo da Catania, oltre un secolo di storia. Adesso facciamo una pausa, ci vediamo tra poco. Giarratana rischia lo spopolamento e allora il Comune, per incentivare anche attività economiche, ha pensato di offrire vecchie abitazioni da ristrutturare al costo di €1. Veronica Barbarino. Case a €1 anche a Giarratana, sulla scia di quanto fatto a Sallemi, Sambuca di Sicilia, Mussomeli ed altri comuni non siciliani. L'iniziativa è dettata dalla consapevolezza che sia necessario recuperare e riqualificare il centro abitato del paese, ormai spopolato. Occorre creare urbanizzazione e nuove attività economiche, approfittando anche dell'attenzione che il territorio ibleo gode da parte di investitori stranieri. Abbiamo adottato l'iniziativa perché vediamo che in generale il territorio ibleo è attenzionato ai fini abitativi anche da persone, da famiglie provenienti anche da stati esteri oppure dal nord, perché la provincia di Ragusa è un territorio dove si vive bene. Il Comune di Giarratana presto pubblicherà un apposito avviso pubblico e ciascun proprietario interessato potrà candidare il proprio immobile. Per incentivare la partecipazione a questa iniziativa saranno previste agevolazioni fiscali per gli acquirenti, come esonero del pagamento della Tari per i primi 3 anni ed esonero del pagamento degli oneri edilizi di competenza dell'ente comunale. E adesso parliamo delle contrade dell'Etna, le eccellenze dei vini maturati sotto il vulcano, prodotti da un centinaio di cantine da oggi fino a lunedì a Castiglione di Sicilia. Degustazioni libere per gli intenditori e gli appassionati. Desiree Ferlito. Degustazioni, grandi ospiti e cultura del vino alla 15ª edizione di Contrade dell'Etna. Da oggi sino a lunedì il racconto dell'eccellenza dei vini siciliani nella rassegna più importante del vulcano. È una festa del vino. Non è un festival, non è una festa ingessata, voglio dire, è proprio una festa del vino. La festa del vino. Sì, ci si ritrova alle pendici del vulcano in uno scenario naturale che è unico al mondo, per festeggiare letteralmente la qualità e la quantità di questi straordinari vini e dei loro straordinari vignaioli. Dopo il successo degli scorsi anni, il Picciolo Golf Resort a Castiglione di Sicilia si prepara a diventare il palcoscenico dell'evento dedicato agli appassionati del vino. Un viaggio nella storia e nella tradizione dell'isola, dove sorge da sempre un tesoro enologico che incanta i palati di tutto il mondo. Il tema della prima masterclass è l'Etna, un vulcano, 1000 vini. Caspita. Perché è proprio il particolarissimo terroir dell'Etna che crea delle diversità così marcate
addirittura da creare situazioni in cui due vigne a distanza di 100 metri l'una dall'altra sulla stessa bacca producono vini completamente diversi. Contrade dell'Etna ha saputo evolversi nel tempo, mantenendo sempre vivo il suo spirito originario di convivialità e confronto tra i produttori locali, diventando un punto di riferimento per gli appassionati e gli operatori del settore, attirando un pubblico sempre più ampio e internazionale. Tra i prestigiosi ospiti spicca un'icona del settore a livello internazionale, Steve Kim, americana di origini coreana e tra i founder dell'Accademia Vinitaly International. I biglietti disponibili su una piattaforma online o acquistabili sul posto. Bene, subito dopo il nostro telegiornale torna il punto. Luca Ciliberti, in un minuto, quali saranno gli argomenti di oggi? Allora, da oggi il punto cambia, resta il punto con l'approfondimento solito sui fatti della politica, ma ci dedicheremo totalmente alle elezioni europee. L'avevamo detto, l'avevamo annunciato, quindi da qui fino al voto cercheremo di ascoltare anche i temi di questa campagna elettorale. Lo faremo con i rappresentanti delle 11 liste, faremo 2 giri da qui fino all'11 giugno, quindi sentiremo più volte le liste, daremo spazio a tutti, spazio di parola a tutti per capire appunto come si preparano i partiti alla campagna elettorale. Oggi ci saranno Fratelli d'Italia, il Movimento 5 Stelle, Forza Italia, la lista Libertà e la lista Alleanza Verdi e Sinistra. Grazie Luca, buona trasmissione. Noi proseguiamo, facciamo una brevissima pausa e poi il calcio. Calcio, il Palermo grazie a Diakité supera 1-0 il Sud Tirol e chiude al 6° posto. Giocherà al Barbera con la Sampdoria il primo turno playoff, match in programma venerdì sera. Marco Gullà. Il 6° posto è salvo grazie al gol di Diakité che regala a Mignani la sua prima vittoria. Il Palermo vince a Bolzano 1-0 alla Sud Tirol e 3 punti che permettono ai rosanero di mantenere la 6ª posizione e giocare quindi il primo turno playoff contro la Sampdoria in casa. I siciliani potranno anche permettersi di pareggiare contro i blucerchiati per passare il turno e approdare in semifinale. Una partita, quella di ieri, non dissimile dalle tante già viste in questo campionato. Manovra lenta, poco movimento, gioco affidato alle iniziative dei singoli. Il Sud Tirol però ha fatto anche meno e il Palermo così non ha corso rischi se non nei minuti finali. Il primo tempo è stato ravvivato solo da un paio di conclusioni di ranocchia. 0-0, ripresa senza sussulti, il Palermo gioca senza ardore. Il risultato però cambia al 64esimo, angolo, palla in mezzo, rimpalli e Diakité da posizione ravvicinata scaraventa in porta la palla del vantaggio. 1-0 e primo timbro in campionato per il francese ex Ternana. Il Palermo controsorpassa la Sampdoria avanti a Catanzaro. Brunori ha anche l'occasione per il 2-0 ma il suo pallonetto non ha fortuna. Nel finale Sud Tirol che resta in 10 per l'espulsione di David. Palermo che rischia ma non subisce questa volta il gol degli avversari. I ragazzi oggi sono stati bravi perché le partite che possono sembrare più facili, o meglio quelle contro squadre che magari non hanno più niente da dire, sono sicuramente le più difficili per l'importanza che aveva per noi questa partita. Venerdì rosanero che torneranno a giocare al Barbera per affrontare la Sampdoria. In caso di parità al 90° si andrà ai supplementari e in caso di ulteriore parità dopo l'overtime passerà il Palermo. Il Catania è in ritiro in vista dei playoff, fra 3 giorni l'esordio, domani il sorteggio da cui si conoscerà l'avversaria degli etnei. Zeoli spera di poter contare su un asso nella manica, intanto Chiarella rinnova fino al 2027. Marco Carli. Che si fa ogni allenatore è quello di trovare l'uomo playoff, no? Anche nelle competizioni internazionali. Pensiamo, faccio un esempio a Schillaci della situazione, dunque uno se lo augura. Totò Schillaci, bomber d'Italia 90, storia di 34 anni fa a Marcinota. L'attaccante palermitano era arrivato alla manifestazione più importante del mondo dopo un solo anno di A, alla Juve, con gente tipo Vialli davanti a lui nelle preferenze, e invece ha sbaragliato il campo vincendo la classifica dei cannonieri e segnando in tutti i modi, di testa, di piede, di fino e di potenza. Poi un lento declino, ma la favola resta. Una
Favola, appunto, che il Catania spera di vivere nei prossimi playoff. La stagione regolare presa nella sua interezza dice il contrario, ma la vittoria in Coppa Italia, il blasone, la carica del Massimino autorizzano a sperare. Chi può essere allora lo Schillaci di Zeoli? In attacco Cianci, ad esempio, ha fatto benissimo nelle ultime partite. Di Carmine invece ha avuto più difficoltà, ma potrebbe essere lui a sostenere il Catania negli spareggi. Vedremo. Intanto gli etnei vogliono sfruttare al massimo anche il mini ritiro di Fiuggi. Credo che sia una scelta giusta in questo momento, anche perché rimanendo a Catania poi partire lunedì mattina non sappiamo dove, invece lì stiamo insieme, guardiamo gli avversari insieme. Intanto è arrivata la notizia del prolungamento contrattuale fino al 2027 per Marco Chiarella, con un Catania che continua a blindare i giocatori di maggiore prospettiva. In ritiro gli etnei conosceranno il nome del loro avversario nel primo turno della fase nazionale dei playoff. Il sorteggio di domenica indicherà la strada e poi si comincia da martedì, si fa sul serio. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.